Amici del futsal, benvenuti a Pomezia, pagina 10 di 30 del campionato di Serie A di futsal al Pala Lavinium. Questa stagione non ha mai vinto nessuno, di fronte però arriva chi invece non ha mai perso. Comunque vada, ci sarà qualcosa da raccontare. L'ultima in casa del 2024 per la Fortitudo Pomezia è la sfida alla capolista Feldi Eboli. E allora gustiamocela. Chiede di rispettare la distanza. Palla sul secondo palo, arriva Caponigro, perso dalla difesa, mette in porta il gol che vale il vantaggio per la Feldi. Sull'assist di Ugherani, gol facile facile per il numero 7 dei Campani. Dudu, scodella su Matteus di prima, Luggero a tu per tu con Montefalcone, la sposta col mancino e scarica un bolide col destro sotto la traversa. Ha già pareggiato la Fortitudo, sempre con il numero 9 Luggero Lopez. Matteus, Michelangelo sfida Tiago Lemos, lo guarda negli occhi, lo aspetta sulle gambe, sposta e calcia Michelangelo. Bueno, prova ad andare ancora una volta, Bueno, forte verso il secondo palo, Liberti, poi la palla, Tiago Lemos dall'altra parte, va sul destro, servito Ugherani, arriva Barra, che non Selusio prima di lui, guida la ripartenza ma non c'è fallo, Bueno, Luggero, da Bueno, chiusura provvidenziale, salva risultato di Tiago. Cutrupi mette giù e prova a ripartire, Cutrupi, Calderolli solo sulla palla, allora 2 contro 1 di là, Calderolli sterza, Calderolli verso il secondo palo. Ottimo rientro di Raubo, Calderolli, Liberti prima di Michelangelo, si appoggia a Montefalcone, vorrebbe anche un contatto falloso, Montefalcone verso la porta, Moletierno calcia 2 volte, Luggero prova ad andare, Calderolli in qualche modo arriva sulla seconda palla, Bueno, riesce ad andare via, Bueno dentro, Luggero chiuso da Selusio, Ugherani contro Bueno. Cambio lato, Selusio, controllo col destro, in porta col mancino. Matteus si libera in banda, pensa anche alla conclusione potente. Mentasti si aggancia con Calderolli, non c'è nulla, poi ancora Mentasti. Riesce a tornare da Matteus, Montefalcone. Liberti prova a scappare via, si porta il pallone. Luggero Lopez col solito splendido lavoro, spalla alla porta, poi Dudu, sfidato Ugherani, Dudu sposta sul destro, lascia a Bueno, forte Luggero Lopez, protegge sull'arrivo di Matteus, Liberti a lottare, con un fallo il numero 26, anzi no, si gioca Bueno, la mette in porta, il gol è buono, ne approfitta la Fortitudo. Che mette la testa avanti. Con la maglia numero 11 Lorenzo. Rivediamo. Non abbiamo capito bene cos'è successo perché c'è stato un fischio. C'è stato un fischio, ma l'arbitro ha indicato chiaramente rimessa per la Fortitudo. Matteus è stato molto molto furbo. Rivediamo. Contatto Matteus Liberti, Liberti a terra, c'è un fischio, l'arbitro però come vedete con il braccio indica possesso per la Fortitudo. Ora Liberti, sul cambio lato Liberti prova ad andare, calcia, doppia deviazione, Moletierno come può, poi Bueno a lottare con Calderolli, Tiago Lemos trova la traccia per Calderolli, Luggero prima e poi Matteus. Palla lasciata lì, Calderolli verso Liberti. È durato pochissimo il pari, è durato pochissimo il vantaggio della Fortitudo. Liberti col destro ha fatto 2-2.
Cutrupi col mancino. Caruso la tiene su Matteus. Palla fuori per Liberty. Sposta. Vede la porta e ci prova. Matteus. Lì dove c'è Calderolli che può breccare. Prova ad andare il numero 11. Calderolli fino in fondo. Calderolli supera anche Matteus sulla linea Cutrupi. Dudu, Matteus, due tocchi. Bueno nello spazio per Matteus. Ugherani subentra. Lemos forte. Selusio, una traccia per Caponigro. Dudu da Lugero Lopez, fa protezione, Lugero accomoda ora Dudu, dietro Matteus, sposta e calcia. Matteus, Lugero Lopez, Michelangelo, sfidato Barra, Michelangelo fino in fondo, Montefalcone. Angelo. Palla per Cutrupi, palo pieno, poi sulle... Servito ora, lottano Cutrupi e Caponigro. Matteus, sposta, calcia verso la porta, deviazione angolo. La prova a tenere, ancora Lugero. Può giocarla Molitierno con calma. Movimento di Matteus, cercato, Matteus con la testa. Michelangelo, Raubo. Bueno, sfidato Lemos, Bueno va via, in fascia. Liberty, ancora da Lemos, cercato e trovato Caruso. La tiene sotto la suola, attende l'arrivo di Lemos, doppia sterzata e destro potente. Può spingere la transizione di là. Dudu in banda su Lugero, solito movimento del 9 che calcia due volte. La prima Murato, la seconda lontana, in sicurezza su Dudu. Michelangelo a memoria, la palla passa perché non è uscita Montefalcone da Lugero. Poi Matteus prova ad andare in mezzo. Murato, ancora Matteus, la muove Michelangelo, sterzata, Michelangelo verso la porta. Palla dentro Gattarelli. Caponigro mette giù. Caponigro sposta col mancino Caponigro, non arriva. Gattarelli forte. Murato. Dudu di prima, Montefalcone. Dudu prende il centro, calcia forte e prova a cambiare lato. Barra con calma da Caponigro. Liberty. Sfidato Dudu, Liberty forte sul secondo palo. Liberty, palla, secondo palo, Calderolli di testa. 14 secondi ora. Michelangelo la tiene forse ferma un po' troppo. 9 secondi, Dudu. Michelangelo in porta, deviazione angolo. Michelangelo, palla fuori, Matteus. Dudu vorrebbe calciare. Lugero, Selusio verso la porta. Il fischio è arrivato prima che la palla terminasse in rete. A secondi dalla vittoria la capolista Feldi, che si deve accontentare di un pareggio perché